Quindi per un ragazzo era come essere al parco giochi, cioè vedere questi Era giocatori. stimolante, era anche molto stimolante, perché vedevo veramente gente che il calcio lo aveva fatto. Per me era uno stimolo, perché il mio traguardo era arrivare in Serie A. Come il sogno di qualsiasi ragazzo. Era il mio sogno, poi non ci sono riuscito, è andata bene uguale, però gli stimoli erano quelli, di arrivare il più in alto possibile. Faccio un giro, versano un po' di Benvenuti alla puntata numero 16 del nostro podcast Faccio un giro. Ne approfittiamo come al solito per ringraziarvi dei soliti attestati di stima e vi ricordiamo ancora una volta di iscrivervi al nostro canale YouTube. Per voi è lo spreco di un minuto di tempo, per noi invece è molto importante per farci conoscere. Come dicevamo, puntata numero 16. Passo subito a salutare il nostro ospite, che oggi è Gianluca Siazzi. Buongiorno. Benvenuto Gianluca. Grazie. Gianluca, chi segue il mondo del calcio lo conosce, è un nome che circola ormai da tanti anni. Ricordiamo, Gianluca, fra qualche giorno compi 50 anni. Sì. Un'età importante. Abbastanza, direi. Diciamo che sono quasi a metà, si può dire, dai, se Dio vuole. Beh, di solito ci si augura, si dice sempre a 100 anni, diciamo a metà cammino. Io ti auguro sì. Anche più di 100 anni. Come abbiamo detto, il tuo nome circola nel calcio, si può dire, da sempre. Anche quest'anno hai giocato. Probabilmente giocherai anche il prossimo anno, quindi è una carriera che dura da tantissimo. Raccontaci un po' come è iniziata, intanto a che età e dove? Beh, io ho iniziato da piccolo, insomma, 11 anni, poi da lì fino ad arrivare a oggi, diciamo, perciò sono quasi 40 anni di calcio per me, perché comunque prime partite le ho fatte a quell'età, un po' troppi. Dove hai cominciato? Io ho iniziato a Budoni, in una squadra, in Olimpia, era una squadra che faceva solo settore giovanile, con l'allora Giovanni Melino allenatore. Da lì ho iniziato, perché praticamente giocavamo le squadre delle scuole contro, lui mi vide e da lì decisi di andare mi portò con lui a questa squadra, in questa società, ripeto, solo settore giovanile faceva, e da lì ho iniziato, ecco. Le prime esperienze con i grandi invece che ricordi? Io la prima esperienza con i grandi l'ho avuta, poi da lì sono passato alla Montalbo, di Siniscola, la vecchia Montalbo, e da lì ho iniziato a iniziare ad allenarmi con la prima squadra. All'epoca l'allenatore era Kuzman. Da lì iniziai con i grandi, ecco, insomma, perciò parliamo di che avevo 14 anni, iniziavo già a allenarmi con la prima squadra. Tu che hai vissuto tanti anni di calcio e hai detto le tue prime esperienze di allenamento con i grandi, è cambiato tanto adesso. Adesso che il grande sei tu, i ragazzi che vengono ad allenarsi. Oggi è totalmente diverso. Prima era abbastanza traumatico, era come fare il militare, perciò c'era un po' di nonnismo. Direi anche abbastanza. Oggi è totalmente diverso. Per certi versi, non per certi versi, io preferisco quello che era una volta, ecco. Perché negli ospiti, gli ospiti che sono venuti inerenti al calcio, si fa sempre il parallelismo e abbiamo parlato di altri tempi anche come comportamento dei ragazzi, ma soprattutto anche come meritocrazia. Cioè i ragazzi prima, quando gli veniva data la possibilità, è perché veramente meritavano. Beh, quello è fuori discussione. Io mi sono fatto largo così nel calcio, a me non mi ha mai regalato niente nessuno, anche perché non c'avevo il fisico per combattere diversamente, perciò io me la sono sudata, ecco, non mi ha regalato niente nessuno. Ripeto, poi perché il calcio era diverso, perciò te lo dovevi conquistare, non è che te lo regalava nessuno. Oggi è un pochino
un po' troppo diverso, ecco, dal sistema che c'era una volta. Uno degli argomenti che abbiamo sempre trattato è stato quello della regola dei fuoriquota. L'avevano tolta, poi l'hanno reinserita. Tu cosa pensi? Io penso che sia sbagliato, perché torniamo al discorso di prima. Uno se è bravo, gioca, a prescindere. Perciò non ha nessun senso mettere delle regole sui giovani. Non è così il calcio, ma non è così, penso, qualsiasi cosa si faccia nella vita. Uno se è bravo emerge. Io mi ricordo quando era Calangiano, se c'era la regola dei fuoriquota, però alla fine erano 2 che dovevano giocare. Noi giocavamo quasi sempre con 3, cioè in genere io, Salvatore Mamia e Gianni Spano. Sì, ha ricordato anche lui questo. Perciò voglio dire, eppure erano 2, non erano chissà quanti che dovevano giocare. Noi giocavamo in 3. Se giocavamo in 3 vuol dire che uno poteva giocare. A prescindere dall'età. A prescindere dalla regola. Che ripeto, poi per me qualsiasi cosa si faccia non esiste una regola ben specifica, deve essere meritocrazia. Se sei bravo, come ogni cosa, vai avanti. Hai nominato l'esperienza a Calangianus. Quanti anni avevi e che categoria? Io avevo 17 anni, quasi 18, ed era la Serie D. Era in realtà il mio primo vero campionato. Quell'esperienza è stata come la prima volta che mi sono allenato con i grandi, la stessa cosa. Traumatica. Beh, c'erano giocatori come Marcello Nicolai, Tonio Trudu, Domenico Uscidda, Tonio Acugna, ora qualcuno mi sfugge. Però era tutta gente che in allenamento, cioè, voglio dire, non esisteva il ragazzino, si giocava. No, io mi ricordo un aneddoto che poi ci siamo sentiti anche poco tempo fa, me l'ha ricordato, con Marcello Nicolai. Io il primo allenamento mi ha sollevato 3 metri. Giusto per darti il benvenuto. Sì, per darmi il benvenuto proprio. Io mi sono rialzato, abbiamo continuato a fare la partitella e mi ha risollevato gli altri 3 metri. Giustamente, nel senso, se non l'hai capito. Ma io mi sono rialzato e mi ha ricordato lui questo aneddoto un paio di settimane fa e mi ha detto: da lì ho capito che potevi giocare a pallone, perché ti rialzavi e non dicevi niente. E quello era. Sì, ora a raccontarlo ora che i tempi sono un po' cambiati, uno direbbe. No, se tu fai ora una cosa del genere, c'è il rischio che uno non torni più al campo. Questo è. E invece poi magari all'epoca, chiaramente in tempi diversi, come ha detto lui, era anche metterti alla prova, perché poi l'avversario, lui un compagno, voleva capire di che pasta ero fatto, se potevo starci o non potevo starci. Quello era il fatto di sollevarmi in allenamento. Voleva capire che tipo di carattere avevo, ma io, grazie a Dio, ce l'avevo abbastanza già formato. Non formato, però era abbastanza stupidino, diciamo, in quello. Non mi arrendevo facilmente, perciò mi ha provato Anche perché poi la domenica gli avversari sarebbero comportati sicuramente così. Certo, non sono le regole di oggi che come ti toccano fischiano. Lì prima di fischiare ne dovevi prendere, oppure devi cercare di non prenderle. Questo era il calcio di una volta, molto più bello di quello che è attualmente. Com'era per un ragazzo così giovane affacciarsi in una categoria così importante? Perché ricordiamo che la Serie D dell'epoca era... Beh, io ti ho nominato questi giocatori che venivano da campionati diversi dalla Serie D, più superiori, tipo Domenico Uscidda che veniva da vari C1, Tonio Trudu, Franco Di Laura, insomma stiamo parlando di giocatori di altre categorie. Gente importante, insomma. Quindi per un ragazzo era come essere al parco giochi, cioè vedere questi era giocatori. Stimolante, era anche molto stimolante, perché vedevo veramente gente che il calcio lo aveva fatto. Per me era uno stimolo, perché il mio traguardo era arrivare in Serie A. Come il sogno di qualsiasi ragazzo. Era il mio sogno, poi non ci sono riuscito, è andata bene uguale, però gli stimoli erano quelli, di arrivare il più in alto possibile. Dopo l'esperienza a Calangianus? Poi sono andato a Olbia
e lì ho iniziato il mio percorso con l'Olbia. Poi tra l'altro è stato un primo anno che non feci per niente bene, poi andai via e poi ritornai. Insomma, Olbia è stata una parte importante. Per me è molto. Ricordo sempre un aneddoto quando parliamo qua al podcast, che ancora oggi, quanti anni manchi dall'Olbia? L'ultima stagione? Io l'ultima stagione l'ho fatta in eccellenza un po' di anni fa, che l'abbiamo vinta, non mi ricordo esattamente. Ancora sotto ogni post, quando vengono celebrati record, vittorie, il tuo nome compare sempre. Come ti fa sentire questo? Ma per me è un motivo di grande orgoglio, anche perché la mia squadra del cuore è l'Olbia, perciò non può essere solo che orgoglio. Hai detto che il primo anno hai fatto male. Sì. Ti va di raccontare i motivi? Ma il motivo è molto semplice, dipende dal mio carattere, non era... ero troppo io fumantino. Troppo, sì, è un mio limite. Perciò io volevo giocare assolutamente, per me la panchina non esisteva, perciò quell'anno ne feci tanta, non l'accettavo, e col senno di poi comunque si doveva accettare anche la panchina, come è giusto che sia, poi dimostrare di poter giocare, ma quell'anno mentalmente lo sbagliai proprio. E poi cos'è cambiato? No, poi io andai via l'anno dopo, io avevo altri 2 anni di contratto, ma non ero soddisfatto. Non volevi stare in panchina? Sì, ma anche quello è stato un errore andare via, tra parentesi un errore, però era troppo la mia voglia di giocare e di emergere, perciò non potevo permettermi di perdere un altro anno in panchina, ecco. Anche perché l'anno prima rifiutai Livorno per andare a giocare a Olbia. Livorno l'anno era in C1, che poi tra l'altro visse il campionato, andò in Serie B. Quindi poteva essere un'occasione magari. Sì, probabilmente sì, però io troppo più grande l'amore che avevo per l'Olbia, voler emergere con l'Olbia, ecco, mi frenò quello. Poi andai via. Lasciai 2 anni di contratto e andai a giocare in Piemonte, in Serie D. Sì, un po' piccoli errori che li ho pagati, ecco questi. Hai nominato l'esperienza fuori. Com'è per un sardo legato all'isola andare a fare un'esperienza fuori? Sia dal punto di vista calcistico, perché comunque va a giocare in altri palcoscenici, sia a livello ambientale. Calcistico è un'esperienza bellissima, perché comunque vedi altre cose, altre situazioni che sono totalmente diverse da quelle che abbiamo noi, perché noi comunque siamo un'isola e circoscritta a cosa. Bello, direi bello, un'esperienza bellissima. Motivante. Io poi ti ripeto, tra l'altro anche lì quando andai lì feci bene il primo anno fuori, vincemmo il campionato di Serie D, però sempre con quel carattere che mi ha penalizzato, guarda, in una fascia di età tra i 18 e mi ricordo i 28 il mio carattere devo dire che mi ha penalizzato. Te ne sei accorto sul momento o è una riflessione che fai adesso dopo che sono passati tanti anni? No, me ne sono accorto quando ho capito che più in là non potevo andare di certe categorie. E lì è stato un po' traumatico, perché mi sono reso conto degli errori che ho fatto. Perciò non lo so, molto probabilmente ho buttato qualcosa via, e questo è il mio rammarico più grande, fondamentalmente per colpa del mio carattere fumantino, ecco, questo, che poi il mio carattere tra l'altro mi ha permesso anche di fare quel poco che ho fatto, ecco. Quindi probabilmente poteva essere in alcuni casi un limite e in alcuni casi anche magari una forza. Sì, sicuramente, perché io cercavo sempre degli stimoli, io ero sempre in guerra,
Io dovevo arrivare, per me era una guerra totale, dovevo cercare di arrivare il più in alto possibile. Quello, come dici tu, potrebbe essere stato un pregio, ma è stato anche un limite. Mi ha colpito nella frase che hai detto qualche secondo fa quel poco che ho fatto. Io quando vengono gli ospiti, molti chiaramente li conosco perché li ho vissuti o li ho seguiti, però mi piace anche documentarmi, quindi vado sempre a cercare. Adesso abbiamo internet, quindi sono andato a cercare e ho trovato, credo, qualcosa come una ottantina di articoli. Siazu ha X anni, continua a segnare, in pratica ogni anno, 38, 39, 40, ogni anno un articolo, continuava a segnare. Ho cercato un po' di mettere insieme le informazioni per provare a capire quanti gol totali alla fine è segnato, e devo essere onesto, non ci sono riuscito. A parte, ne ho visto tanti, chiaramente quelli Serie C, Serie D, magari all'eccellenza, si sono un po' più documentati. Tutti gli altri non sono riuscito a sommarli tutti. Tu ricordi esattamente quanti gol hai fatto? Non mi sono mai preso lo sfizio di contarli, non mi è mai interessato. Ci ha provato una volta Pierpaolo Garau, eravamo in ritiro. L'ex portiere. L'ex portiere. Non mi ricordo, mi ricordo che si è messo a ridere, si era fermato a 500, ma ti parlo di un bel po' di anni fa, perciò infatti non saprei proprio neanche io dirti, quantificarli proprio. Hai quasi già risposto, perché hai detto non è che mi importasse così tanto, no, quindi non sei uno di quelli che io ho sempre vissuto per il gol, per me era l'infa, non ce n'era alternativa. Io, se non segnavo, stavo male la domenica sera, cioè non vedevo l'ora che arrivasse la domenica dopo, perché dovevo far gol. La mia, quella era una malattia che non mi è mai passata, ecco, il mio scopo era fare gol. Scorrendo appunto articoli e interviste, ne ho trovato una di qualche anno fa dove racconti che il tuo gol più bello è stata una sforbiciata, adesso non ricordo esattamente in che partita. Era col Tempio, contro il Tempio, al Nespoli. Quindi un derby. Un derby al 94esimo. Quindi bello e importante. Bello e importante perché penso che con quel gol, perché noi eravamo in un periodo che giocavamo bene quell'anno, però nell'arco di un anno ci sono dei periodi che non tutto va per il verso giù, ma è normale quello, non puoi sempre giocare a 1000 all'ora. E eravamo in un periodo un po' particolare, non giocavamo bene neanche male, però mi ricordo che pareggiavamo 2-2, al 94esimo Gianmario Rasso mise questa palla e in sforbiciata la misi dentro, vincemmo, e credo che probabilmente lì con quel gol un po' ci ha liberato di quel momento un po' di difficoltà, che era magari un po' difficile. Ha quasi sancito la vittoria del campionato. Poi ripeto, il derby contro il Tempio, una sforbiciata sotto la curva, io tifoso il Viese, credo che non mancasse nulla per la penso che neanche perfetta. se lo scrivi ci riesci. Mi hai fornito un assist, tu di solito fai gol, ma mi hai fornito un assist. Hai nominato Gianmario Rassu, che insieme a te, diciamo, è uno di quelli storici dell'Olbia che viene sempre ricordato. Che legame hai avuto e che tipo di giocatore era? Quanti assist ti ha fornito in carriera? Siamo amici, avevamo un rapporto che in campo e fuori era la stessa cosa, perciò era qualcosa di quasi magico, no? Mi ricordo una volta che parlavamo mentre ci allenavamo e cercavamo di capirci, no? Sui movimenti, sulle cose. Lui mi ricordo mi disse: guarda, tu devi fare una cosa, scatta e io ti mando, la palla arriva lì e tu vai. E io all'inizio rimasi un po', gli ho detto: ma
se faccio certi tipi di movimento, voglio dire, tu hai detto non ti preoccupare. E in effetti io feci così, io cercavo di liberarmi del difensore, di chi mi marcava, tagliavo, andavo in profondità, la palla sistematicamente arrivava lì per poter far gol, per farti capire lo spessore del giocatore, cioè lui la metteva dove voleva la palla. Quell'anno lì per me è stato divertente, è abbastanza piacevole. Quando hai uno così che ti capisce al volo, che sa già dove vai, poi è tutto più sapeva 2 semplice. secondi prima quello che doveva fare. Abbiamo parlato del tuo amore per Olbia e per l'Olbia, che è appunto una pagina importante nella tua carriera. Da poco, 2 stagioni fa, Daniele Ragazzu ha superato il tuo record di numero di gol e spesso vengono fatti questi parallelismi. Come hai vissuto questo momento? No, i record sono fatti per essere battuti, questo è ovvio. Come l'ho fatto io, l'ha fatto lui. Ma non è un grandissimo problema per me chi batte il mio record. Sono contento per lui, ovviamente, perché comunque è una cosa stimolante, una cosa piacevole. L'unica cosa è che io l'ho fatto con la mia squadra del cuore, ecco, perciò io, a prescindere, per me è qualcosa di speciale l'Olbia, perciò sono nato tifoso dell'Olbia e perciò non c'è cosa più gratificante anche perché, ripeto, come ho detto prima, anche il giorno che è stato celebrato questo record il tuo nome è comparso, che giustamente, come hai detto tu, i record sono fatti per essere battuti, ma il tuo nome è inciso nella storia della squadra dei bianchi. Questo mi fa solo che piacere, perché è la mia squadra del cuore, perciò non potrei definirla in altro modo l'Olbia per me. Non lo so, poi questa cosa io non so neanche come sia nata, perché io mi ricordo degli articoli, perché poi all'epoca, quando ero piccolo, le cose se le vedevi solo sui giornali, non è che c'avevi internet il lunedì o la PTV, cioè aspettavi il lunedì per prenderti il giornale e leggerti gli articoli, e io mi leggevo sempre Olbia. È l'unica squadra che leggevo, la prima squadra che leggevo era quella. È nata così per me, era una passione proprio naturale. già da bambino. Quindi. Sì, e perciò il mio obiettivo era giocarci nell'Olbia. Questo era il mio obiettivo. Ovvio che sarebbe stato il massimo giocare in Serie A, perché l'Olbia in Serie A non c'è mai arrivata, però io vedevo quella maglia come qualcosa che dovevo per forza indossare. Per fortuna ci sono riuscito, ecco. Rimanendo sempre all'Olbia, a parte quello che hai detto che sei andato via poi sei tornato, hai qualche rimpianto? Secondo te potevate arrivare a qualcosa di più di quello che avete ottenuto, oppure sei convinto che, anche alla luce di quello che vediamo adesso, che la dimensione dell'Olbia sia quella, la terza serie, adesso questa Serie D? Oggi il calcio è cambiato molto, parecchio direi. Non credo che ci sia in questo momento una dimensione ben specifica per l'Olbia, perché ci sono realtà in Italia con molti meno abitanti che hanno giocato in Serie A, perciò oggi non si può dire che non sia fattibile una cosa del genere. Prima, gli anni prima, direi che era una cosa molto più definita, ecco, c'era la C2, C1, cioè scalare fino ad arrivare alla Serie A era quasi un miracolo. Non credo che sia successo quasi, cioè penso mai, sì, che una squadra poco. tipo il Chievo, ti parlo di 40 anni fa, sia riuscita a fare una galoppata simile. Non credo, che mi ricordi io, no. Oggi è molto più facile, cioè voglio dire,
un esempio magari stupido, tipo Lentella, Chiavari, siamo lì come abitanti. Sì, sì. Non c'ha una tradizione calcistica, sì, però non è Un club storico come altri. Voglio chiaro. dire, le realtà oggi in Italia, anche le piccole realtà, se gestite bene, organizzate bene, potrebbero comunque non porsi limiti, ecco. Abbiamo detto che fra qualche giorno compirai 50 anni e stai ancora giocando, che è un'età che solitamente sono pochi i calciatori e soprattutto in un ruolo di movimento. Spesso vediamo i portieri che hanno la carriera un po' più lunga perché magari a livello fisico non dovendo correre, che poi anche i portieri si allenano forti, quindi certo. è anche una considerazione che lascia un po' il tempo che trova. Dopo l'esperienza con l'Olbia hai iniziato a girare, diciamo, per la Sardegna e hai fatto esperienze, prima che mi viene in mente, a Budoni, e in questi anni hai giocato in tante squadre e sei riuscito anche a giocare nella squadra del tuo paese. Sei tornato a Torpè. Sì. Beh, quella era una cosa dovuta. Non avevi mai giocato? Non ci avevo prima? mai giocato, mai, in nessun modo, ecco, nel settore giovanile. Ero arrivato a un'età che il presidente, poi era un mio carissimo amico che oggi non c'è più, mi disse se questa cosa poteva andare in porto. Concretizzarsi. E lì ho detto vabbè dai, non l'ho mai fatto ed è giusto anche che lo faccia, io ho detto, e abbiamo iniziato questa avventura di 3 anni, non sbaglio, di Covid però, vabbè. Sì, mi ha fatto piacere perché è il mio paese, perciò era dovuto più. Com'è giocare per la squadra del proprio paese? Di più oneri o più onori? È più difficile oppure è stimolante? No, beh, Comunque conosci tutti. conosco tutti, sì. Beh, sicuramente mi sentivo in dovere di fare qualcosa in più per il mio paese, ecco, perciò ho cercato di dare il massimo che potevo in quel momento, ecco. Direi che ci siamo riusciti, gli abbiamo dato delle soddisfazioni personali e non solo. È stato stimolante, molto stimolante. Adesso, dopo l'esperienza a Torpè, come abbiamo detto, hai continuato a girare e a segnare. Ti capita adesso la domenica magari di affrontare ragazzi, ovviamente, molto più giovani di te, ma anche allenatori che magari sono stati tuoi compagni di squadra o comunque ti conoscono. Come vieni trattato dall'allenatore avversario? No, devo Occhi dire, di riguardo, no, marcature? devo dire che questo vedo che c'è grande rispetto e questo mi fa piacere. E poi in campo, quando si entra in campo, non è che c'hai amici, non ne hai amici. In campo devi giocare a calcio, devi cercare di vincere, perciò devi cercare in tutte le maniere di farlo. Però devo dire che sì, c'è grande rispetto e questo mi inorgoglisce. Cioè, immagino un mister avversario che sa che nella squadra che affronta la domenica ci sei tu, uno che vede le classifiche dei marcatori di ogni stagione, uno che supera i 20 gol ogni anno, chiaramente è il ragazzo che ti dovrà... No, vabbè, oggi hanno un po' meno paura perché sono un po' troppo avanti con l'età, perciò... No, ma io cerco di entrare in campo e di dimostrare che ancora posso farlo, perché il momento in cui mi accorgo che non riesco veramente a dare un minimo, è l'ora di smetterla, ma credo che non tarderà, ecco. Come avere ancora questa voglia a 50 anni, perché comunque è vero che non sono le categorie degli anni dell'Olbia, ma è anche vero che non ci si improvvisa in nessuna categoria, bisogna allenarsi, bisogna avere un fisico all'altezza.
Qual è il tuo segreto? No, io ho troppo amore per questo sport. Per me è una droga, non riesco faccio fatica a smettere, questa è la realtà dei fatti. Poi c'è da dire, come dicevamo prima, che comunque gli anni ci sono, perciò da questo non ci si può sottrarre. Però finché riesco a capire che posso starci, lo farò. Certo non posso ragionare a distanza di anni, questo a settimane ragiono io. Neanche a mesi. No, neanche a mesi, di settimane in settimane. Perché ripeto, l'amore per questo sport è veramente grande, e perciò continuo finché posso. A livello prettamente di gioco, come è cambiato il calcio? Non parlo di ambiente in questo caso, proprio a livello di gioco, che comunque tu hai fatto anche categorie importanti dove c'era il guardialine, quindi si giocava magari sul filo del fuorigioco, bisognava stare più attenti, e adesso magari prima, seconda, promozione, categoria, no, promozione c'è già, la terna, è cambiato anche quel modo di giocare. Che differenze vedi? No, oggi è più basato sulla dinamicità, sulla corsa, sull'aspetto fisico, a differenza degli anni che furono, che era più sulla tecnica, che poi si correva ugualmente, perché non è che non si correva, perché certe preparazioni me le ricordo io neanche malissimo, però era molto più tecnico prima, si vedevano anche molte più giocate nel rettangolo di gioco. Oggi se ne vedono sempre meno. Oggi vedo raramente, anche ad alti livelli, uno che ti punta, ti salta, fa un cross, lo vedi molto raramente. Ne abbiamo parlato nella puntata con Gianni Spanu, che appunto mancano probabilmente queste cose, perché all'epoca in cui eravate ragazzini voi, che iniziavate ad affacciarvi nel mondo del calcio, i bambini dell'epoca giocavano a pallone, a calcio per strada a qualsiasi ora, mentre adesso, con l'avvento del progresso, i social, i cellulari, i videogiochi, i bambini, i ragazzini tendono sempre a fare meno attività. Vanno le classiche 2-3 volte a settimana al campo, allenamenti di 2 ore, quindi 6 ore di calcio a settimana. E Gianni diceva, io rientravo da scuola e facevo 4 ore anche quando non avevo l'allenamento. No, ma era totalmente diverso. Oggi, ma torniamo, forse hanno meno passione di quella che avevamo noi. Cioè, io mi ricordo da bambino, ti parlo personalmente, io giocavo 12 ore al giorno a calcio, per strada, nello sterrato, nell'asfalto, dappertutto. Credo di aver conosciuto ogni tipo di anche di superficie. Sì, credo di averla conosciuta tutta. Oggi è diverso. Oggi se non porti i bambini al campo, loro non ci vanno. Non ne vedi giocare per strada, non ne vedi giocare a scuola, cioè non ne vedi giocare da nessuna parte i bambini oggi, a differenza di prima che li vedevi solo quello. Sì, probabilmente c'erano anche meno interessi, però questo non è giustificabile. No, concordo, mi trovi pienamente d'accordo, e anche con Gianni abbiamo fatto un tipo di riflessione del genere. Quando abbiamo iniziato l'intervista hai detto che avevi voglia di arrivare a tutti i costi, anche perché hai detto una frase: non è che avessi questo grande fisico. Ecco, tu fisicamente non sei mai stato un colosso, sempre stato piccoletto, baricentro basso, però sei sempre stato molto bravo a livello tecnico. Il tuo mancino l'hanno commentato in tanti. Nel calcio di oggi, che invece il fisico purtroppo ancora viene messo, non dico sempre al primo posto, ma quasi, cosa ti senti di dire? Beh, il calcio è fatto secondo me, di dotti. Se ma ne prendiamo uno per tutti, no? Ma Messi non mi sembra sia un gigante, eppure
è più forte il giocatore degli ultimi tempi. Perciò voglio dire, di cosa stiamo parlando? Il fisico sì, ti aiuta, ma se non c'hai i piedi... Soprattutto magari in determinati ruoli, ecco, immagino il portiere, anche se nel ruolo del portiere pure ci siamo... Sì, certo, ci sono dei ruoli che sono diversi, perciò hanno diverse caratteristiche, ma io mi ricordo un Marcello Nicolai, giocava da centrale difensivo a 42 anni e fece, se non mi ricordo male, 12 gol da centrale difensivo, cioè aveva dei piedi che erano fuori da normale, cioè. Perciò possiamo parlare di tutto, però poi alla fine prevale sempre la tecnica, l'abilità nel calcio, e questo è. E soprattutto adesso che il calcio si sta evolvendo e chiedono sempre di più ai difensori di avere i piedi buoni, portieri con i piedi buoni. Se il portiere non ha i piedi buoni non gioca più in porta. Perciò voglio dire, è totalmente diverso. Hai nominato 3 o 4 volte il tuo carattere fumantino. Ti volevo chiedere un esempio di una... Cioè, perché fumantino? Hai qualche aneddoto particolare che ti ricordi di qualche, chiamiamola sbroccata? Sì, vabbè, io purtroppo ho avuto da discutere con molti. Ma questo non è per forza un male, te lo dice uno che ha un carattere fumantino. Sì, no, ma io ero abituato a dire le cose che pensavo, cioè per me vie di mezzo non ce n'erano. Quello è un errore, perché comunque si deve sempre trovare un punto, e io non ci riuscivo, io dovevo per forza dirle le cose, dovevo per forza arrivare alla fine. Sì, un aneddoto no, uno in particolare sì. Allora, io giocavo nell'Olbia e passai un bel po' di partite in panchina, e io volevo giocare, ripeto sempre. Quando giocavo cercavo di dare il massimo per meritarmi il posto. Anche far cambiare idea magari al mister. Quell'anno l'allenatore niente. Io arrivai anche a dicembre a avere un colloquio con lui e dirgli che se non credeva in me poteva benissimo dirlo che io avrei Si può dire chi era l'allenatore? Carboni. Parlammo, gli chiesi proprio specificamente questa cosa, se non credeva in me io andavo da un'altra parte a giocare, perché stare lì e non avere fiducia per me era, a parte che giocavo nell'Olbia, per me era abbastanza difficile ingoiarla, però non vedevo questa stima, ecco. Perciò ci parlai, lui mi disse tranquillo, ce n'è stima, Vabbè, continuai, ma l'andazzo non cambiava, C'era stima ma continuavano a giocare. E alla fine arrivammo ai play-out contro Lodigiani. All'andata stavamo perdendo 2-1 il primo tempo, mezz'ora del primo tempo. Ero in panchina e mi disse scaldati, e io iniziai a scaldarmi, mezz'ora del primo tempo. Finì il primo tempo e niente, continuai a scaldarmi. Tutto questo arrivavamo al 90esimo e mi stavo ancora scaldando. Bello fumante in tutti i sensi. Lui si girò al 90esimo all'incirca e mi cercò, e io ero sotto la doccia. Io me ne ero andato in doccia perché dopo un'ora di riscaldamento non lo accettavo, anche lì sbagliando, dovevo rimanere lì. Però posso dirlo, comprensibile. Sì, ma poi sicuramente un errore. Che avevo io proprio, tu immaginati un'ora che mi riscaldavo con quanto Ma poi dopo i precedenti, dopo il colloquio, perché può succedere. Sì, perché erano passati mesi, voglio dire, però per me quel play out era un modo per mettere anche
la mia firma Certo. sulla salvezza dell'Olbia, ci tenevo, cioè, ti ripeto, era la mia squadra. Questa era la partita di andata. Di andata a Roma. Quindi sì. poi c'era... Poi passammo una settimana di allenamenti, abbastanza attesi. Immagino. In quella settimana avevamo tutti e due gli attaccanti con la febbre, perciò non vennero Ad allenarsi tutta la settimana. Arrivammo alla rifinitura del sabato e io ho detto questo giro gioco. Voglio dire. Sono allenati per niente. Chi erano gli attaccanti, ricordi? Uno era Giglio e uno era Gianmario. E niente, arrivavamo alla rifinitura e ho detto ora mi proverà, vediamo un po'. Niente, arrivo alla rifinitura e non mi provo neanche nella rifinitura, io ero lì e guardavo gli altri che... A un certo punto c'era questo mio amico, mio compagno di squadra e amico, e gli faccio guarda io vado dentro, basta, non ce la faccio più. Mi fa no, stai buono, stai qua. E ho detto no, basta, ho detto no. E vabbè, andai dentro lo spogliatoio senza dire niente al mister. Durante l'allenamento? Durante la rifinitura, entrai nello spogliatoio e me ne andai, anche lì sbagliato. Nel mentre ero in doccia, entrò lui, fece i convocati, disse 19 convocati, uno sta a casa, ma chiaramente avevo capito benissimo che eri tu. E niente, da lì mi girai e insomma successe il patatà. direi un po' di cosette dentro lo spogliatoio. Si possono dire, sono vietate ai minori, no? No, vabbè, successe che mi lanciai sopra e insomma arrivammo a cose non bellissime, direi. Sei stato convocato oppure No, non mi convocò comunque. Però la mia voglia di giocare era troppa e lui non me ne diede proprio possibilità in nessun modo e questo a me mi... È l'ultima volta che l'hai visto o vi siete? No, poi ci siamo rincontrati. A distanza di 4-5 anni ci siamo rivisti, sì. La verità mi diede ragione, ecco. Però ormai era... ormai... Però cioè, per me era finita anche lì, nel senso... Tu l'hai dipinto il tuo carattere come fumantino, ma uno veramente fumantino probabilmente tu sei andato anche, lasciamo perdere il dopo, che magari l'adrenalina e tutto il resto, chiaramente come hai detto tu hai sbagliato, però sei anche andato negli spogliatoi in silenzio. Uno fumantino probabilmente avrebbe anche magari discusso prima. Vabbè, era una circostanza che era... anche perché comunque è un momento delicato. Beh certo, noi avevamo fatto 2-2 lì a Roma, perciò non era neanche il caso. In quel senso lì non lo so perché mi è scattata anche la questione di rispetto verso l'Olbia, non verso... Sì, magari non voler mettere problemi perché comunque appunto si stava giocando una salvezza. Perché comunque sia era un ambiente quell'anno non bello. Perciò l'unico mio pensiero era andare via in silenzio, ecco. Perché era troppo delicata la partita, anche perché per me l'Olbia si salvava, era una cosa... Beh, chiaramente il primo felice saresti stato tu. Quello è. Però il fatto di non poter contribuire a me quello mi ha fatto male, poi è scaturito tutto il resto. Però insomma è finita anche lì, ci siamo rivisti. Sì, poi alla fine se ne può parlare. Una piccola soddisfazione che mi ha detto che c'avevo ragione. Beh. Però... Però ormai... Era andata ormai. Qual è l'allenatore a cui sei rimasto più legato? Ipotizzo che non sia lui, però c'è un allenatore, ne hai avuto tanti, però uno che dici sia dal punto di vista emotivo, nel senso ci capivamo, ma anche dal punto di vista che ti abbia aiutato a migliorare come calciatore, perché a volte ci sono allenatori con cui magari a livello umano non è che ti prendi benissimo, però puoi riconoscere che ti hanno insegnato qualcosa. C'è uno in particolare o anche più di uno? No, ce ne sono stati molti allenatori, la verità, grazie a Dio ne ho avuto tanti. In particolare tutti mi hanno insegnato qualcosa, tutti, da quello delle giovanili
all'ultimo che ho avuto, perché comunque tutti ti lasciano qualcosa, sia nel bene che nel male. Parlare di uno specificamente non lo so, perché poi i primi che ti vengono in mente sono quelli dove cui hai vinto il campionato, perché comunque sia sono gli anni dove quando vinci in genere sei ti dà felice, tutto liscio. certo. Però non è neanche così. Ripeto, dirne uno, tutti mi hanno dato qualcosa, dal primo all'ultimo. Adesso quando giochi, uno che ha il tuo trascorso, che ha fatto una carriera come la tua, gli allenatori secondo te hanno qualche non dico remora a dirti come devi giocare, però ancora, nonostante sei uno a cui non è che bisogna insegnare il mestiere, ti dicono ancora guarda, dovresti fare certo, quello, perché comunque devi avere il ruolo di rispetto dei ruoli, perciò puoi essere anche più vecchio del tuo allenatore, potrebbe essere anche che sia capitato nel mio caso, ma comunque sia è il tuo allenatore, perciò è ovvio che dipende da come uno vuole giocare, certo che ti deve dire se vuoi giocare. Cioè lo noti l'imbarazzo magari da parte di un allenatore a dire a uno che gioca da... No, io cerco sempre di non mettere in difficoltà in questo senso l'allenatore, perché voglio dire, ripeto, devi avere rispetto perché è il tuo allenatore, perciò è giusto che faccia anche le proprie scelte, le proprie cose, ecco. Perciò non credo di mettere in imbarazzo nessuno in questo senso. No, non dico, io le volte che ti ho visto, perché magari ero in qualche squadra in cui tu eri l'avversario, ti ho sempre visto molto silenzioso, nel senso anzi quasi timido, non di quelli che volevano, però magari l'allenatore a volte dice, immagino, io sono un allenatore, sono giovane, alleno Gianluca Siazzu e dico, cosa gli dico a Gianluca adesso? Che bene o male il suo mestiere lo conosce, intendevo in quel senso. Sì, non lo so, credo che ora sappia quello che debba fare in campo. Per quello dico. Però non... Però se dovesse capitare tu, giustamente dici ok mister. Certo, quello è ovvio. Hai mai pensato di intraprendere la carriera da allenatore? Ti piacerebbe? No, probabilmente sì, mi piacerebbe provare, perché non so come sia stata dall'altra parte, perché molto probabilmente sono due cose totalmente diverse. Un conto è essere in mezzo al campo e giocare, un conto è gestire una squadra, non è la stessa cosa. Mi piacerebbe provarlo in un futuro, ecco, quello sicuramente. Poi non so se mi piacerà o meno, perché le dinamiche, ripeto, sono totalmente diverse. E lo vorresti un Gianluca Siazzu tutta la squadra? Vita. Tutta la vita, perché se io parlo a livello di numeri, parti sempre 1-0, io preferisco partire 1-0 che 0-0. Concordo pienamente. E a livello gestionale? Cosa diresti al Gianluca Siazzu di qualche tempo fa? A livello gestionale sarebbe un problema. Però a tutto, insomma, si trova sempre un modo, insomma, certo. A tutto. Nelle puntate scorse abbiamo avuto ospite Vanni Varola, ex arbitro, adesso osservatore, e abbiamo ricordato un aneddoto, la sua ultima partita arbitrata in Serie D. Tu giocavi a Budoni, io lo ricordo perché con lui siamo amici e ci aveva invitato, guardate ragazzi, è l'ultima partita che arbitro, venite, Budoni Arzacchena, e io la ricordo sempre anche con gli amici, perché ricordo che il pubblico un pochino ti beccava tutta la partita. Molto, direi, quel giorno. E non capisco neanche il perché. Molto, non so perché, forse la paura, sai, a volte quando hai un avversario ti hanno beccato praticamente per tutta la partita, e l'abbiamo raccontato anche con Vanni, una punizione fischiata da una posizione che non era al limite dell'area, che dici è pericolosa, invece tu no, me la ricordo, era c'è una punizione, esatto, messa all'incrocio, poi esultanza, chiaramente dopo che ho subito... polemica. Allora, quella partita lì me la ricordo anche che era l'ultima che arbitrava in Serie D. La sua ultima partita. Anche perché
L'avevo tartassato abbastanza. L'ha detto, sì, infatti era No, un po' insopportabile, sì, però no, dice no, ci quella sta partita tutto. lì in campo ero... Ma loro, quella partita lì hanno iniziato... sì, erano partiti parecchi insulti anche a livello personale. Poi tra l'altro io ho fatto 2 anni lì, belli, non capivo il motivo. Può darsi pure che Ma magari non una c'era, a paura volte i tifosi, calcistica, esatto. probabilmente, non lo so, però comunque sia erano andati anche oltre, Sì, era andato ricordo sul qualche offesa personale. personale, sì. Perciò io lì quando stavo giocando ho detto, Se perché faccio poi tra gol- l'altro noi avevamo bisogno assolutamente della vittoria, noi se pareggiavamo eravamo retrocessi, era con l'Arsaccheno. Niente, poi quando segnai, perché ho detto ora segno e poi vado lì sotto. Noi commentavamo lì, quelli che erano a fianco a me dicevo, perché ti vedevo che eri nervoso, ma chiaramente perché Il mio erano era il insulti. nervosismo dettato che volevo far gol, non era, Ho come de- sempre ho avuto io Ho detto, se fa gol Sicuro. viene qua sotto. Adesso non ricordo se sei proprio venuto sotto, No, io però... sono venuto, me lo ricordo, sì, sono passato lì sotto. E ho fatto anche un gesto che non è... Ah, il gesto non lo verificabile. ricordo. No, ma io me lo ricordo. Sì, perché me ne avevano dette abbastanza. Poi ripeto, erano cose anche abbastanza personali che non c'entravano niente con una Chiaramente. partita di calcio. Io ne ho visto campi dove normale anche tifare, però andare sul personale no, e allora lì non l'ho accettato. Lì poi quando ho segnato li ho ricambiata totalmente. E poi l'hai fatto anche brutto, una punizione. Sì, ma ricordo, era abbastanza bella, E diciamo. l'abbiamo ricordato, infatti anche lui si ricordava, e te poi quel giorno era parecchio, infatti gli ho detto era un po' agitata la partita, perché poi forse aveva espulso, se non ricordo male, anche Cerbone, che all'epoca allenava il Budoni per Sì. protesta, era giustamente, ma noi avevamo... sì, ci si giocava tanto Sì, quella perché partita. poi noi avevamo fatto i play-out con loro. Però noi avevamo, per andare ai play-out noi dovevamo vincere assolutamente, non avevamo altro risultato. Perciò la gara era... E tra l'altro se vincevano loro non facevano i play-out, perciò era vivere o morire. Esatto. Per noi era fondamentale vincere, perciò la partita, puoi immaginare, era abbastanza importante. Qual è il campo più caldo dove hai giocato? Ti è capitato anche a te, immagino, di fare il girone del Sì, sud, ho che si fatto- dicano sì, che sì. si dice che siano i Ma campi. il campo più caldo che ho giocato è stato Giuliano. Il Giuliano quando era in terra battuta, però. Categoria? Era un playoff di Pool Scudetto Serie D. E giocavano in terra battuta. Loro giocavano in terra battuta Incredibile. e c'avevano una... No, io non me lo dimenticherò mai. C'avevano una gabbia dentro la porta dove mettevano i tifosi dentro il campo e li rinchiudevano con un lucchetto. I loro tifosi, Sì, sì, no, i loro tifosi, perché però la tribunetta era dietro la porta, dentro il campo, incredibile. chiusi e col lucchetto. No, io cose così, ma gente con l'ombrello, gente che sputava, 300 persone in campo. Io una roba così. La serie giochi con tranquillità. No, vabbè, anche quella partita lì non è che... Ma io poi fondamentalmente nel rettangolo di gioco non ho mai avuto paura di nessuno. Fuori può succedere di tutto, beh, come nella vita normale, ma dentro un rettangolo di gioco c'è un arbitro, c'hai... Sapevate prima che il campo era in terra battuta? Cioè, come andare a giocare una partita così importante in terra battuta? No, ma era una Altri tempi. No, proprio. era una cosa... Ora non se ne trovano praticamente No, ora non se ne più. trovano più. Anche ma quella, anche in vedi, per i ragazzi è categorie. una fortuna, cosa che... Oddio, potrebbe essere anche una sfortuna perché il campo di terra battuta il pallone non rimbalza mai. E ti perciò- insegna tanto. Solo che adesso si vede, se in una scuola a calcio vedono che hai il campo in terra battuta, sono un pochino. Non ci fanno i bambini. Fanno il sintetico, non mi Sì, faccio no, male, non mi sporco. Sì, no, beh, sono tutti ragionamenti che fanno anche i genitori, non è che fanno solo i Assolutamente bambini. sì. Noi questo problema non ce l'avevamo, insomma. No. Era raro Noi quando averne. vedevamo un campo in erba per noi era un miraggio. Cioè giocare in un campo in erba per noi era proprio qualcosa di... che ce n'erano pochi prima. L'abbiamo nominato in qualche puntata del podcast, il Taloro Gavoia.
fatto Fino a poco 20 tempo anni fa. e passa di eccellenza sul campo in terra, e su quel campo costruivano Salvezze, prima salvezze, sì. perché era Bei difficile facevano bei campionati. per squadre che erano abituate a Beh, allenarsi però in erba. vedi, anche, è sempre tornare alla passione, no? Anche voi hanno sempre avuto la passione per il calcio, sempre. Perché un paese A così prescindere- piccolo, 25 anni di eccellenza, Beh, ma hanno una continuità incredibile, ma perché hanno una passione per la loro squadra, per il calcio che oggi è ancora più amplificata. io sono capitato una volta, quando facevo l'osservatore, sono andato a vedere un ragazzo lì e non ero mai stato al Marista, e ancora era intera battuta, c'era tutto il paese al campo. Sì. A partita un tifo, Appassionati. i guardialine sotto con i signori che si affacciavano No, e gli sono urlavano di passionali, tutto, no? proprio Cose bello, belle del calcio, vecchie passioni. cose belle. Una domanda che faccio sempre un po' a tutti è: che cosa vorrebbero dal futuro? Mi pare che la voglia di giocare c'è ancora. Io- Cosa cerchi? Io sono partito che volevo arrivare in Serie A, io oggi voglio arrivare in Serie A, ancora oggi. Poi se non ci riesco smetto. Quindi ancora la passione mi sembra Ma io bella. sono sempre la passione, quel tipo di passione. Il giorno che vedo che non uscirò dal campo, ma non credo sia una cosa che arriverà, che tardi, ecco, ad arrivare. Ho la mia età, credo che un altro anno me lo farò, poi credo che potrei dire anche basta, ecco. Sei pronto che il giorno che decidi di smettere, oggi sei ospite al podcast, probabilmente ti telefoneranno tutti per rilasciare 1000 interviste. Non lo so, questo non lo so se mi chiameranno o meno. L'unica cosa che so è che mi mancherà moltissimo il calcio quando smetterò, perché è veramente la mia grande passione. Io parlo di calcio giocato, naturalmente. E per me è stata un'avventura troppo bella, una delle cose più importanti per me. E ti piacerebbe, hai detto che una prova come allenatore, anche per vedere, poi non è detto che a uno piaccia, preferiresti con gli adulti oppure ti dedicheresti più al settore giovanile? Non ti saprei rispondere a questa domanda, guarda, perché con gli adulti sicuramente hai certe dinamiche le conosci già per aver giocato, con i bambini non È saprei, un mondo a parte. è un mondo diverso, perciò al bambino devi insegnargli com'è il calcio, come funziona. L'adulto quelle cose non è che gliele puoi tirar fuori a 30 anni, a 35 anni. Perciò sono due cose totalmente diverse. Perciò non saprei neanche dire quale sarebbe la cosa più interessante. Non lo so. Bisognerebbe provare. Devo provare per capire anche se potrebbe piacermi. Questo è la prima cosa. Perché se poi in realtà non mi piace, credo che non allenerei neanche. Se ti dovessi chiedere chi è il compagno più forte con cui hai giocato e l'avversario più forte, o gli avversari potrebbero essere anche più di uno, che ricordi veramente forti, sia in contrapposizione a te, magari un difensore che ti ha dato un filo da torcere, oppure anche un tuo pariruolo, un attaccante che hai visto giocare che veramente è bravo, che poi è esploso. Io, guarda, in verità non ho memoria, anche perché, vabbè, fare dei nomi, ripeto, ne tralascerei molti. Ho giocato talmente tanti anni che magari Ne hai affrontato tanti. ne ho affrontato anche tanti. Ce ne sono tanti: Domenico Scida, Gianmario Rassu, Marcello Nicolai, Tonio Trudio, Massimo Mariani. E devi dire anche a Gianni, perché lui a te si offende. No, Gianni, Piero. Giocatori ne ho conosciuto per fortuna molti, perciò non sarebbe neanche giusto. Adesso, per farli litigare tra fratelli, tra Gianni e Piero, perché Gianni ha detto che lui era più forte di Piero. Quando è venuto ospite gli ho detto: chi è più forte tra fratelli? No, io. C'erano due ferri da stiro. No, più forte è Piero, più bello anche. Secondo me questa le darà più fastidio di averle detto che era più forte. A parte le battute,
mi pare di capire che almeno un anno lo farai ancora. Hai detto che il tuo sogno è ancora arrivare in Serie A. Con questa mentalità, come si approcciano a te i tuoi compagni di squadra magari più giovani? Si avvicinano magari a chiederti un consiglio, ti ascoltano? Allora, io c'ho, torniamo sempre al mio carattere, no? Che ha dei pregi e dei difetti, come parlavamo. Io allora, a quest'età cerco di andare in campo e dimostrare che posso starci. Cerco di fargli capire che cos'è veramente il calcio, almeno ci provo a fargli vedere la mia passione, la mia voglia per questo sport. Perché per me il calcio è dedizione, devi essere preparato, questo, se non ti alleni, se non fai le cose a modo, non puoi giocare in nessuna categoria. Perciò quando vado al campo, quando gioco la domenica, cerco di far capire queste cose ai miei compagni di squadra. Allora da lì si può iniziare a imbastire qualcosa, un altro tipo di discorso. Ecco. Questo è il mio scopo. Abbiamo un amico in comune che è stato il tuo allenatore nell'ultima stagione, che è Giampaolo De Cortes. Quando gli ho chiesto il contatto per invitarti al podcast, io ho chiesto un po', ero curioso perché io non ho mai vissuto uno spogliatoio con te, quindi gli ho detto: ma veramente ancora dopo anni e anni di carriera? E lui ha risposto: è sempre il primo ad arrivare, è sempre l'ultimo ad andarsene. E questo l'ho sempre sentito dire da tutti quelli che ti hanno avuto come compagno di squadra o come atleta, se l'ha detto qualche allenatore. E credo che non ci sia complimento migliore. Sì, no, ma è sempre dovuto alla mia grande passione, okay? Perché ho per il calcio. Giampaolo poi tra l'altro è un amico, perciò oltre che essere stato il mio allenatore anche da poco. Sì, io l'ho sempre vissuto così il calcio. Poi ripeto, non sono riuscito ad arrivare a certi livelli, questo un po', insomma, per me è un piccolo dolore, però il calcio mi ha dato anche altre cose, la famiglia, gli amici, cioè, voglio dire, non è per forza necessariamente arrivare ad alti livelli. Non è per forza la categoria che conta. No. Hai parlato della famiglia, ecco, quanto è importante in una carriera così lunga l'appoggio della famiglia? Perché immagino che per 8-9 mesi di campionato, le domeniche, magari Guarda, mia figlia, un cinquantenne normale magari va a farsi un giro al centro commerciale, una passeggiata, un viaggio. Guarda, mie figlie sono mie tifose, perciò quando possono vengono a vedere le partite. Tempo permettendo vengono. Mia moglie si stupisce quando la domenica sono a casa, non quando non ci sono. E ormai è abituata, quindi il giorno che smetterai di giocare. Comunque mi ha sempre agevolato in questo senso qua, non mi ha mai messo dei vincoli particolari per non fare calcio, per non allenarmi o no, sa che è la mia grande passione e me la lascia fare molto tranquillamente, come giusto che sia, perché uno se c'è una passione non puoi proibirgliela, no, anche come non farei io con lei. Anche perché poi si sta male se non... cioè il giorno che arriverà il momento di dire basta dovrai scegliere tu in piena... Certo, penso che sia una questione di correttezza, non puoi imporre a un altro quello debba o non debba fare. In questo ho avuto fortuna, insomma, non mi ha mai proibito di fare quello che a me piaceva. Ci stiamo avvicinando alla fine dell'intervista, ti voglio chiedere un pensiero sull'Olbia. Come diversi ospiti è emerso anche dalle tue parole l'amore per la società Olbia, in un periodo non particolarmente roseo della società. Cosa ti auguri per l'Olbia e se speri che un domani magari qualcuno ti voglia coinvolgere in diverse, non so in che... No, questo non sono il tipo che va a chiedere nulla, nel senso le cose devono venire al naturale, perciò
questo tipo di problema non me lo pongo, nel senso se dovessero chiamarmi uno valuta, se non dovessero chiamarmi va bene lo stesso, comunque a prescindere da quello il mio amore per l'Olbia non cambierà. Olbia, guarda, è abbastanza particolare come città, ma questo non vuol dire che non ha passione per la squadra, anzi i tifosi l'Olbia ce li ha sempre avuti. Credo che bisogna ripartire da loro, perché voglio dire, c'è molta gente che ama questa squadra, poi lo stadio tu non lo vedi abbastanza pieno, ma perché non c'è entusiasmo, non c'è abbastanza entusiasmo, ma se si dovesse creare il Nespoli andrebbe a riempirsi, questo ne sono sicuro al 100%. Come ho detto, ci stiamo avvicinando alla fine e io solitamente chiedo ai nostri ospiti se c'è un qualcosa che avrebbero voluto raccontare o dire che magari io non gli ho chiesto, che mi può essere sfuggito. C'è qualcosa che vuoi aggiungere, un qualcosa che vuoi raccontare prima di salutarci? No, credo che non mi ricordo adesso niente di particolare di cui poter parlarne, nel senso, l'intervista è stata abbastanza esaustiva. Sì, poi ho giocato troppi anni per ricordare un po' tutto. No, ma voglio dire, poi mi viene difficile cercare di capire se manca qualcosa, non lo so, credo che vada bene così. Mi ha fatto enormemente piacere farla, perché comunque sia quando ti ricordi certe cose ti fa sempre piacere, perché è innegabile. Per noi, guarda, quando è partita l'idea del podcast, subito il tuo nome l'abbiamo segnato, anche perché, ripeto, hai dato tanto e stai ancora dando tanto, e io che lo seguo abitualmente il calcio sardo è raro non trovare il tuo nome, ma poi per uno che ama il calcio come lo ami tu, e mi riconosco molto nelle tue parole, anche se non da atleta, capisci che quello che fai a 50 anni ancora hai voglia, come hai detto tu, di avere dedizione a allenarsi, perché c'è gente che magari va solo a giocare, oppure cioè tu lo fai come un professionista tuttora, e quindi capisci che c'è una passione sconfinata e un amore per il gioco, come hai detto tu. Sì, hai anche specificato nel rettangolo verde della serie, a prescindere da tutto quello che gira intorno al calcio, la passione proprio per il gioco, per la partita. Sì, per la partita. Perché poi, se parliamo di quello che gira attorno al calcio oggi, non mi piace molto, perciò avrei smesso un po' di anni fa. Se fosse dipeso da quello. Sì, fosse dipeso da quello sì, avrei smesso. Però è anche vero che questo sport mi dà mi fa star troppo bene, perciò continuerò a farlo finché posso. Non credo durerà molto, come ho detto prima, però finché posso lo faccio, e lo faccio con la massima dedizione. Questo è l'unico obiettivo. Riuscire fin quanto posso. Io ti ringrazio per essere venuto ospite. Grazie a voi. Ci tenevo e sono contento che hai accettato, che ci hai raccontato un po' di te. Ti auguro il meglio. Non so se sarà un altro anno di carriera o saranno 2. Sono convinto che anche il prossimo anno leggeremo il tuo nome spesso e volentieri, e te lo auguro. E niente. Chiudo facendoti un grosso in bocca al lupo. Grazie a voi per l'invito, è stato piacevolissimo. Noi vi salutiamo, vi diamo appuntamento alla prossima puntata, vi invitiamo ancora una volta a iscrivervi al nostro canale YouTube e ringraziamo la GL Produzioni che ci permette di andare in onda. Facci un giro, versano un po'